Perché somatizziamo? Come avviene la somatizzazione dei dolori o dei sintomi persistenti nel nostro corpo? In particolare parlerò in questo video dei 3 tipi di somatizzazione. Se sei qui e soffri di dolori persistenti o ansia persistente, causati magari da periodi stressanti e noti che c'è una connessione tra sintomo e stress, bene, probabilmente stai somatizzando. Ma andiamo più nel dettaglio e capiamo insieme se alla fine poi di questo video tu rientri in una chiara situazione di somatizzazione, cosa fare eventualmente per risolvere o almeno non peggiorare la tua situazione. Fammi presentare se non mi conosci, sono Alessio Veneziano, un terapista, fondatore di un metodo che si chiama Neurobalance. Da diversi anni, 2021, ho aiutato diverse centinaia di persone a risolvere o diminuire notevolmente i propri sintomi attraverso un approccio mente-corpo, scientifico, comunque basato sulla neuroscienza, sulla neuroplasticità, mettendo anche insieme degli aspetti più spirituali. Quindi perché somatizziamo? Perché il tuo corpo somatizza? Il tuo corpo non si sta rompendo, molto probabilmente, è che sta assorbendo tutto quello che non ha potuto assorbire tramite la tua mente, tramite le emozioni. Quindi se andiamo a vedere la parola somatizzazione, viene veramente spesso fraintesa. Molte persone pensano che è tutto nella propria testa. La medicina convenzionale non ci dà un chiaro percorso per le somatizzazioni, perché le prime cose che si vanno a fare sono le risonanze magnetiche e tutte le diagnosi mirate nel corpo, che però non possiamo necessariamente vedere se c'è una somatizzazione oppure no, perché la somatizzazione, o meglio il sintomo che si è sentito nel corpo a causa di vari eventi, non si vede necessariamente con una foto, una fotografia. Quindi non nasce da un danno strutturale, non nasce necessariamente un problema fisico. Nonostante questo i dolori persistono. Allora lì c'è qualcosa in più che va nella sfera più emotiva, più energetica, più nel sistema nervoso che tanto invece nella zona dove senti il dolore. Quindi questi problemi nascono da, se vogliamo essere più scientifici, da un sistema nervoso che è diventato ipersensibile, che è andato a portare il volume della propria radio a un volume più alto. È come un allarme che continua a suonare, anche quando però non c'è nessun incendio quindi come nasce una somatizzazione? Ti spiego questo con un processo abbastanza semplice. Il primo step che devi capire è che c'è stato un evento o una situazione stressante. Questo può essere quindi un periodo difficile della tua vita, una relazione non andata bene, un divorzio, problemi al lavoro, stress al lavoro, cambio di lavoro o semplicemente magari una pressione interna tua, delle preoccupazioni che arrivate all'interno di te non per un problema specifico, okay? Quindi però voglio farti capire che non è tanto l'evento in sé che a come l'hai vissuto. Quindi questo è il primo step, evento, situazione stressante che ha attivato il tutto. C'è stata. 2. Il sistema nervoso quindi si attiva, questo è lo step 2. Da quel momento il cervello, il tuo sistema nervoso centrale, entra in una modalità di protezione. Quindi sentirai magari dell'ansia, della tensione muscolare, dell'ipercontrollo, scansionare quindi quello che avviene all'esterno di te continuamente a quello che avviene all'interno di te, una sorta di ipervigilanza. Poi numero 3, lo step 3 è quello dell'emozione che non viene elaborata. Quindi quando sentiamo tutte quelle tensioni nel corpo, sono tensioni, comunque energia, no, vibrazioni, che creano emozioni. E quando questa emozione, questa energia non viene elaborata, non viene metabolizzata, io dico, qui, si trattiene. Quindi, questa rabbia, per esempio, se c'è stata della rabbia, viene trattenuta, se c'è della paura viene trattenuta, senso di colpa, tristezza. Quindi in questo momento il corpo prende il posto della mente. Se
non riesco a metabolizzare attraverso la mia consapevolezza, non riesco a esternare, se vogliamo, quello che sento, il corpo, come spugna, lo trattiene e prenderà il posto di quella mente, perché sono emozioni che sono troppo forti da essere elaborate in quel momento. Il cervello quindi crea il sintomo, il sistema nervoso centrale. Questo è fondamentale che venga capito. Nei sistemi nervosi ipersensibili i dolori o i sintomi possono essere anche molto intensi, sembra veramente che ci sia qualcosa che si sta rompendo, ma non sono altre che contrazioni nel nostro corpo. Quindi il cervello può creare tensioni muscolari, alterare il respiro, quindi senti un respiro corto, modificare la digestione, generare quindi dolore che è veramente reale, non è qualcosa che ti stai inventando dal tuo cervello. Però non c'è nessun danno fisico, assolutamente. Quindi il numero 5, lo step 5, il sintomo diventa un sintomo che è automatico, registrato, memorizzato. Perché il cervello impara, questa è la neuroplasticità, ce lo dice, no, una condizione del nostro sistema nervoso che si modifica in base agli input che riceve internamente o esternamente. Pensa nel sistema nervoso che non pensa ma reagisce, è che quella situazione che stai vivendo equivale a un pericolo, quindi si contrae, quindi va in protezione, quindi è come se quel volume del nostro sistema nervoso centrale si alzasse. La tua tollerabilità quindi a supportare sensazioni o dolorose o comunque anche emozioni diventa più bassa. Il sintomo quindi continua anche quando non c'è nessun problema o il problema è terminato all'interno di te. Quando quell'evento è finito, quando quella relazione è finita, lo stress insomma è calato di quell'evento o di quel periodo e poi arriva tutto dopo. Ci sono 3 principali tipi di somatizzazione. Andiamo a vederne uno per uno. L'ho visto più e più volte nel centinaia di persone che ho seguito negli ultimi anni. Io ero in una di queste, adesso vi dico. Primo, quella da conflitto. Quindi la prima somatizzazione è quella da conflitto. Solitamente sentiamo questi sintomi alla zona cervicale o mal di testa, quindi zona alta del nostro corpo. Questo non è scientificamente provato, ma è in base alle esperienze che anche io ho avuto. Quindi qua parliamo più di non posso esprimermi, ok? C'è qualche conflitto di espressione, qualcosa che io non riesco a incogliere dal punto di vista figurato, non posso esprimermi. Questo è il tema. Quindi il conflitto è nella zona cervicale, tensione alla mandibola, mal di testa. Io ero qua, in questa situazione, quando ho iniziato a avere dolori cervicali cronici e durare 5 anni prima di capire che c'erano veramente dei conflitti. Poi, seconda tipo di somatizzazione è quella da ansia e paura. Quindi senti tachicardia, senti delle vertigini, senti problemi allo stomaco, digestivi. Quindi lì il tema è che non sei al sicuro, non ti senti al sicuro. Non voglio dire che tutti quelli che soffrono di tachicardia, vertigini e problemi digestivi hanno questo tema, ma possiamo rimanere un po' generici e in grandi linee vedo questo. Poi magari sotto i commenti di questo video dimmi, condividi anche tu uno di questi 3 conflitti che magari mi aiuti anche a ampliare la statistica che ho dei miei pazienti e miei clienti. Numero 3, da pressione e identità. Questo principalmente sulle persone che soffrono di dolori diffusi in tutto il corpo, molteplici punti. Parliamo quindi di diagnosi di fibromialgia, ricordo che è un'etichetta, non è una diagnosi, la fibromialgia, o stanchezza cronica. È quella che si sta sviluppando più di tutte, questo tipo di somatizzazione negli ultimi 15-20 anni. La stanchezza cronica e la fibromialgia, questi 2 vanno veramente a braccetto e il tema qui è devo reggere tutto, non posso mollare. Quindi un'allerta costante che sicuramente arriva da molto lontano, probabilmente da quando siamo nati o dall'infanzia, e questo è il tema. Devo reggere tutto. Quindi ricordo i primi 3.
anzi tutti e 3 i tipi di somatizzazione. Primo, da conflitto, tema non posso esprimermi. 2, ansia e paura, tema non sono al sicuro. E 3, da pressione e identità, tema devo reggere tutto. Dove sta il mal di schiena in tutto ciò? Sta in tutti questi 3. Si può essere anche in tutti questi 3. Ma il fulcro qui del messaggio è: c'è una particolare paura, una particolare tristezza non espressa, rabbia non espressa, somatizzata. Quindi la parte più importante qui di questo video è questa: che tutto ciò che senti non è contro di te. Assolutamente non è contro di te, non ti sta autosabotando il tuo corpo. E che creare il sintomo per lui è più sicuro che metabolizzare quelle emozioni. Quella è una protezione inconscia. È più sicuro creare un sintomo, quindi andare in contrazione, queste che sentiamo sono contrazioni, sono contratture se vogliamo, sono restringimenti di noi stessi, se vogliamo anche della nostra anima. E qua ci serve espansione, ci serve quindi fiducia, ci serve sicuramente educazione, perché siamo molto ignoranti in Italia su questo, almeno in ambito medico convenzionale, e c'è molto scetticismo in tutto ciò. Eppure la scienza ce lo dice chiaro. La neuroplasticità esiste, i dolori cronici sono collegati molte delle volte a stress. Guarda caso tutte le persone che ho visto negli anni hanno avuto tutti dei stress nella loro vita e da poi dopo è iniziato il sintomo o i sintomi, attraverso quei conflitti che ti ho detto. Quindi adesso però è importante dire che non è che tutto è psicosomatico. È importante dire che la maggior parte dei dolori persistenti possono essere psicosomatici e molte volte lo sono, ma è utile anche andare a escludere cause mediche importanti. Molti di voi l'avete già fatto, se soffriamo da 5 anni di dolori alla cervicale non c'è molto probabilmente un cancro, qualcosa di grave, ma è utile sicuramente fare una visita neurologica, reumatologica o ortopedica per dire: guarda, io sento questo, ci sono delle evidenze che mi dicono che questo che sento è causato da una problematica strutturale? Sì, no. La maggior parte delle diagnosi che vi fanno vanno a vedere schiena e come è fatta la vostra parte lombare, se ci sono ernie, se non ci sono ernie, artrosi, ma ovviamente dopo i 30, 40 anni di vita si trova sempre un'ernia, si trova sempre un'artrosi. L'importante è capire che queste risonanze sono lì per escludere un problema, non per includere un problema. Escludiamo una problematica grave. Questo serve, perché molti poi arrivano a me e mi dicono: "Io ho un'ernia L5, L6, S1, S2, però sento dolori da 3 anni". Beh, molto probabilmente non è quello il problema, no? Guardiamo tutta l'altra parte, la parte emotiva, la sfera energetica. Come dormo, come penso, come mi relaziono con gli altri, che lavoro faccio. Sicuramente questi sono parti molto importanti del dolore. Quindi come fare a uscirne? 1, comprensione sui tuoi sintomi. Questo che stai facendo è sicuramente uno dei primi tasselli. Comprendiamo da dove arrivano i sintomi, come vengono creati. 2, lavoro sulle emozioni. Nel mio metodo uso il tapping, uso il tracciamento somatico, la meditazione, esposizione graduale, ad esempio movimento fisico, ritornare a far qualcosa con amici, una cena fuori, un viaggio. Esposizione graduale, quindi dobbiamo dare sicurezza nuovamente al corpo che può fare quello che non ha più fatto. E regolazione del sistema nervoso. La regolazione avviene anche attraverso il movimento, avviene anche attraverso la meditazione. Dobbiamo attraversare queste paure, questi conflitti per farli emergere e metabolizzare. Non è un percorso sicuramente facile, è lungo, è turbolento, fatto di alti e bassi. Chi ti dice che in 1 mese o 2 risolve tutto, o almeno terapisti che magari ti dicono così, non è vero, è un percorso lungo, ma bisogna iniziarlo da qualche parte. Le visite che invito a fare sono quelle di esclusione di problematiche gravi, magari con un neurologo o un fisiatra o un ortopedico, e
E se vogliamo includere invece la parte psicosomatica, andiamo magari a fare il test che trovate nel link in descrizione o nel primo commento, che è uno dei test che è stato creato da medici di questo campo psicosomatico per includere una sintomatologia creata da un sistema nervoso ipersensibile. Ci sono 19 criteri, ma insomma lì puoi vederlo direttamente nel link in descrizione. È gratuito tra l'altro questo test. Quindi a quel punto dopo il test noti se è alta il punteggio, sono 19 punti. Se il punteggio è sopra il 10, sopra l'11, c'è una grande probabilità che sia psicosomatico o anche chiamato neuroplastico. È importante qua dire che ci possono essere casi mixati, in cui c'è anche una problematica fisica, ma anche una grande fattore, diciamo, di stress, di contrazione, di sistema nervoso centrale. Okay. Quindi il tuo corpo non si sta rompendo, non è un problema, te lo ricordo, è che ti sta parlando con questi sintomi e quando impari a capire quel linguaggio, inizia veramente la vera guarigione. Spero di averti dato un supporto in tutto ciò, magari scrivimi anche nei commenti quale di quei 3, conflitti noti più tuo, spero di vederti nel prossimo video o magari in una delle mie consulenze. A presto.